Il crollo del Ponte Morandi ha fatto tornare in primo piano la questione sicurezza delle infrastrutture, soprattutto della Liguria, che è caratterizzata da tanti viadotti e tante gallerie. Prima cosa da ribadire: i controlli ci sono stati e ci dovrebbero essere ancora. Ci dovrebbero essere, anche se purtroppo le risorse disponibili per gli uffici sono sempre meno a causa della spending review. Molto spesso si è tagliato su queste attività che sono fondamentali e importanti. Gli uffici ci sono sempre stati, in parte, ahimè, involontariamente anche sono stati smantellati, perché con l'abolizione di alcune province certi uffici poi sono stati suddivisi, i tecnici si sono spostati in varie altre situazioni. Per cui, però, sostanzialmente io ritengo che il controllo ci sia. È chiaro che quello che è successo, che è assolutamente drammatico e traumatico, deve insegnarci una volta per tutte che la manutenzione di queste opere è fondamentale per garantire la sicurezza per la gente, per la vita della gente e anche per il futuro economico e sociale del nostro Paese. Quindi è un investimento, anche se dal punto di vista mediatico magari dà meno visibilità, però è molto più importante che aprire una nuova tratta di strada, ecco, mantenere quello che abbiamo. Ecco, voi come Ordine degli Ingegneri ribadite un concetto, il tema della sicurezza reale e non burocratica. Che cosa intendete per questo? Assolutamente, assolutamente. Anche la nuova norma parla di sicurezza prestazionale, cioè noi dobbiamo valutare esattamente quali sono le prestazioni alle quali può far fronte un edificio, una struttura, un'infrastruttura. La norma è importante, deve essere rispettata, ci mancherebbe, però non dobbiamo essere schiavi delle norme. Noi dobbiamo usare la nostra cultura ingegneristica per far sì che ci sia una sicurezza reale e di conseguenza dobbiamo avere anche gli strumenti per poter operare anche velocemente. È di questi momenti drammatici, leggevo proprio stamattina alcune dichiarazioni del capo della Protezione Civile che dice: modificheremo alcuni articoli del codice degli appalti per poter consentire di far fronte alla situazione di emergenza. Allora il nostro ragionamento è: cerchiamo di non arrivare alle emergenze e di far sì che le norme siano snelle e controllino in maniera assoluta, ci mancherebbe, il comportamento delle persone, ma bisogna anche dare fiducia alle capacità tecniche delle persone, quindi lasciarli lavorare. Ecco. Poi noi come categoria ci siamo sempre presi le nostre responsabilità, nel senso che ogni nostro progetto, relazione è timbrato, firmato, sottoscritto, no? Quindi non è una questione di cercare di avere meno vincoli, ma poter operare con più efficacia e avere di conseguenza una sicurezza reale, concreta. Ecco, voi chiedete anche un cambio di passo, soprattutto di prospettiva, non fermarsi all'immediato, ma guardare anche in prospettiva, anche alla durata fisica delle strutture che sono state realizzate in questi anni. Sì, diciamo che progettualmente, a norma di legge, un edificio, una struttura nasce e ha una vita di progetto. Questo è un concetto che vale in Italia ma vale in tutto il mondo, quindi è un concetto ormai acquisito in tutte le normative, in tutte le legislazioni. Questo non significa che se la vita di progetto di un edificio o di una struttura è 50 o 100 anni, dopo 50 anni o dopo 100 anni debba essere demolita. È chiaro che ci possono essere dei casi in cui i costi di manutenzione di quella struttura sono talmente elevati che convenga demolirla e ricostruirla. Però attenzione, per poterla demolire e ricostruire è necessario avere delle alternative.
l'esempio del Ponte Morandi, ahimè, è drammaticamente sulle pagine dei nostri giornali. Diciamo che se anche si fosse deciso di intervenire in maniera drastica, interrompere il traffico, di fatto si sarebbe divisa in due la città e la regione. Quindi non voglio fare polemiche assolutamente politiche, però è necessario che i nostri governi, i nostri politici verifichino con un piano delle infrastrutture adeguato quelli che sono i punti critici, perché una situazione come quella attuale del Morandi e di Genova è in un paese civile una situazione non accettabile. Ecco, tutto. Quindi diciamo che la vita delle strutture è scelta e decisa tra committente e progettista a monte nel momento in cui viene progettata, però è possibile che la vita venga prolungata anche con degli interventi pesanti e che quindi la si manutenga invece che per 50, per 100, per 150 anni. Dipende dal contesto. E non bisogna però dimenticare di fare questo. Assolutamente no, perché altrimenti, voglio dire, tutti i ragionamenti fatti vengono vanificati.